Figlio e la volontà di aiutarti. Continua a illuminare i nostri per Cristo nostro Signore. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Dio disse ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Ebbe di Abramo un suo servo, figli di Giacobbe il suo eletto, e lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore, Signore Gesù. Del vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore dal fondo Giovanni. Poi Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è il nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Lo conosco mentito, ma io lo conosco e osservo il vostro Padre, e sul
sto nella speranza di vedere il mio giorno. Fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo io sono. Allora raccolsero delle armi contro di lui e uscì dal tempio. Parola del Signore. Gesù offre ai propri avversari l'offerta, la pienezza di vita, ed essi rispondono: adesso siamo sicuri che hai un demonio. Coloro che con pensieri di morte non possono promettere Gesù. Se Abramo che morì, anche i profeti morirono. Chi crede di essere e chi crede di essere Gesù? Solo Dio, il vivente, crede forse Dio? Gesù accetta la... Non è lui che si attribuirà di, ma il Padre che vede riflessa in lui la propria immagine, poiché il Figlio le sue stesse dice: è il Padre mio che mi glorifica, e voi dite il no e non lo conoscete. Chi vive centrato sul proprio interesse non può conoscere. Il suo Dio non sarà altro che la proiezione del proprio desiderio di dominio, della propria ambizione. Gesù tronca la polemica con i capi, rivendicando la pienezza della propria condizione divina. Prima che Abramo fosse, io sono. I giudei Gesù venga superiore ad Abramo. Figuriamoci ora che si fa uguale a Dio. Ha bestemmiato e va immediatamente ucciso secondo quanto prescrive la legge. Questo atteggiamento è una conferma che il loro padre non è Abramo, non è Dio, ma Satana, l'omicida e falso, menzognero. Essi continuano a fare le opere del padre loro, infatti presero pietre per lanciarle su di lui. Gesù si nasconde ed esce dal Tempio. Uscendo dal Tempio, anche la gloria di Dio abbandona il luogo, lasciandolo vuoto, ma riempendo di vita quanti Gesù ora incontrerà, gli esclusi dal Tempio.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre e Onnipotente. Signore, ricorda nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa. Guardi Padre, il sacrificio di riconciliazione che ti presentiamo, così giova a tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché liberi da ogni egoismo vivano le vicende qua giù sempre orientati a te. Per questo tuo dono della tua benevolenza cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi segni della tua presenza di compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco
il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Lo Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Esortati del Signore, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandoni mai alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberi, Padre, da tutti i mali. Doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, doni unità e pace perché amo nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sempre con voi E con il tuo spirito. Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto numero 460. Fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore.
cerca veda una dimora, troverà con gioia dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. Saziati dal tuo dono, Padre, riceviamo ancora la tua misericordia, così con questo sacramento che ci nutre qua giù, tu ci rendi partecipi già della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con voi. Ci benedice sempre Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodando il Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave.